Grazia Deledda secondo me ha avuto un coraggio enorme, che è quello di scrivere la verità. Lei non ha assolutamente omesso niente, ha magari utilizzato, diciamo, delle terminologie o delle parole un po' più edulcorate rispetto a quelle che ci potremmo aspettare ai tempi d'oggi, ma a parte la narrazione, a parte la scrittura, lei ha proprio raccontato delle storie che sicuramente a molti non sono piaciute. Lei ha avuto il coraggio di raccontare le storie come erano, di non omettere le violenze che venivano subite dalle donne, di non omettere la fatica e anche la gerarchizzazione sociale che c'era a quei tempi, quindi ruoli diversi fra padrone e servo. Ha avuto un coraggio grandissimo, perché ai primi del Novecento, pur stando a Roma, raccontare tutte le storie che sicuramente conosceva, aveva sentito, di cui aveva avuto sentore, è stata un'operazione di grandissimo coraggio. Il coraggio secondo me è stato enorme, anche perché non ha per esempio creato delle categorie intoccabili. Le ha parlato dei preti tranquillamente e non sempre in modo benigno, ha parlato delle donne, ha parlato dei mariti, ha parlato dei ragazzi. Ovviamente ha pagato questo atto di coraggio. Ricordiamo che è stata arringata in chiesa dal prete, anche perché dicevano: se una ragazzina così giovane scrive storie d'amore vuol dire che le ha provate, quindi che è poco seria, perché la nostra serietà di donne tutt'oggi viene misurata in numero di fidanzati, non oso dire di rapporti sessuali perché io ho meno coraggio di Grazia Deledda, ma fondamentalmente questo è. Il prete l'ha arringata, fuori dal prete chi l'ha difesa è Ballero, che ha arringato a sua volta il prete fuori dalla chiesa, pare che siano venute anche alle mani. Ha avuto il coraggio di parlare dei parenti, quindi non ha omesso neanche i parenti nei racconti. L'operazione è molto chiara in Cosima, dove ha un fratello ubriacone, Santus. Dunque di Santus c'è una cosa che mi attrae molto, perché questo tema così velato secondo me dell'omosessualità. Non dice mai di nessuno che sono omosessuali o che hanno, come dire, alternanze di genere, ma Di Santus dice 2 volte in Cosima non amava le donne, non era interessato alle donne, mentre la grande crisi di Santus arriva quando l'amico del cuore con cui dovevano andare a studiare parte per Roma perché era più benestante e lui resta solo a Cagliari.